sorrisi che illuminano il cielo, tacchi che battono il ritmo del cuore, sfilano come dive tra sogni e fuoco, ogni sguardo è un battito. Amici di GD Ferro Team, buonasera, anzi buon pomeriggio perché è ancora pomeriggio, scusate se sono un po' stravolto ma c'è un caldo infernale. Dove mi trovo questa volta? Siamo a Solesino, che è una bella cittadina della provincia di Padova. Mi trovo all'interno del rinomato locale al lago, dove si mangia benissimo. E come potete vedere alle mie spalle, lì in fondo, questa sera ci sarà una selezione di Una ragazza per il cinema Triveneto. È un concorso gestito da Max Eventi. Vedremo cosa succederà nella serata, intanto vi do appuntamento più tardi con le interviste. Ciao ciao! Il benvenuto alla presentazione del concorso nazionale Una ragazza per il cinema. Buonasera! Buonasera a tutti e bentrovati e bentornati alle serate di Una ragazza per il cinema. Concorso oramai quasi quarantennale che non ha più bisogno di farsi presentare, con Max Eventi quale esclusivista regionale per Veneto e Trentino Alto Adige, e di Non Solo Miss, concorso di Max Eventi dedicato a tutte le donne a partire dai 27 anni che vogliono far vedere la loro bellezza, il loro fascino e la loro eleganza. Ci troviamo in questa meravigliosa location che è il lago di Solesino e immancabilmente il nostro saluto va a Fabrizio e Katia che ci ospitano questa sera e naturalmente a tutto il loro impeccabile staff che contribuisce alla riuscita di queste serate. Ma io vorrei prima di iniziare salutare anche il nostro Mario Bonesi, il nostro videomaker ufficiale, Dino Giuliani, il nostro bravissimo fotografo ufficiale e naturalmente il nostro grande DJ Sandro Ventura che ci saluta e direi che forse si meritano anche un primo applauso loro per tutto il lavoro che fanno. Non nessuno vuole fare un applauso a questi poveri ragazzi che lavorano? Ma passo ad avvicinarmi alla nostra giuria di questa sera, così ve la presento. Buonasera cari giurati, abbiamo qui con noi Armando Fogo, benvenuto, ben trovato Armando, imprenditore di Este, e Mariangela Dal Salto, insegnante di schio. Voi sapete già che avete un duro compito perché nelle vostre mani c'è il pass che avranno queste ragazze per continuare, per andare poi alle finali regionali e poi alle finali nazionali. Quindi buon lavoro, non fatevi prendere dal panico, ma metteteci impegno, amore e coscienza. Prima di andare avanti io vorrei presentarvi anche qualcun altro, perché questa sera noi abbiamo qui come nostra madrina della serata la vincitrice dello scorso anno, quindi del 2025, e quindi ancora detentrice del titolo Una ragazza per il cinema Veneto, nonché vincitrice del secondo posto assoluto nazionale a Taormina, Maria Antonietta Marino. Accogliamola con un applauso, che arriva accompagnata dal nostro Max di Max Eventi. L'eternità nasce per il cinema, il palco le chiama, la bellezza che vibra come una fiamma. Io vi cedo il ah no, Max è scappato come al solito, allora cedo il microfono a te perché io ho detto Una ragazza per il cinema Veneto 2025, ma anche detentrice e vincitrice della secondo posto assoluto nazionale a Taormina, ma ci sono anche altre fasce che adesso ci spieghi tu. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qua, grazie ai genitori per sostenere le ragazze che sfileranno dopo, perché oltre a noi ovviamente ci sono sempre i genitori che ci appoggiano e che sostengono tutte le spese.
Appunto io sono arrivata seconda al concorso l'anno scorso, è stata un'esperienza bellissima e oltre a questo ho vinto anche la fascia della Casa dell'Attore, che è una fascia che mi ha permesso di studiare un anno a Roma presso appunto l'omonima Casa dell'Attore diretta da Maria Rosaria Russo e Giulio Manfredoni. È sempre emozionante, un po' mi emoziona, perché è un percorso quando una persona come Maria Rosaria Russo, che insomma è un'attrice molto riconosciuta, ti premia e ti dice tu farai l'attrice nella vita, allora lì non ce l'hai fatta, ma sei già un piccolo gradino più su verso il tuo obiettivo. E io auguro di vivere con tutto il cuore questa esperienza a chiunque vinca il titolo di Miss Veneto qui alla prossima regionale. E ovviamente grazie a Monica e a Max, perché veramente è tutto grazie anche a loro. Un applauso a loro se lo merita. Ma grazie a te. Stavamo dicendo, qui ci sono tutte le fasce che hai vinto, no? Quindi dai, allora dico io, fatemele vedere perché sono talmente tante. Abbiamo la ragazza Casa dell'Attore, quindi il titolo ragazza proprio per il cinema in assoluto. Poi ha vinto anche la fascia Ragazza in gambe. Poi ha vinto anche Ragazza per il cinema Veneto, quindi ha vinto la finale regionale l'anno scorso. Adesso ti daremo, poi ripetiamo, la seconda classificata nazionale, quindi la finale nazionale a Taormina in mezzo a ben 100 e oltre ragazze, quindi un grandissimo traguardo e una soddisfazione anche per la tua agenzia, cioè per noi, perché hai portato la fascia in Veneto, che non è cosa da poco. Adesso noi ti daremo in dotazione come ulteriore premio un piccolo carrettino che ti servirà a tenere tutte ste fasce che ti stai portando a casa, perché non ce la fai più a mano. Bene, io direi naturalmente, allora ricordo, lei non potrà votare stasera, però come madrina della serata si accomoderà con i nostri giurati. Prego Maria Antonietta. Visto che ho qui Max Eventi, vuoi aggiungere qualcosa tu? No, stava già scappando, dai, un buonasera almeno. No, non vuole parlare, non è molto amante del microfono, a lui piace stare dietro le quinte, organizzare, controllare, ma parlare un pochettino meno, quindi a questo ci penso io. Detto questo, io direi di entrare proprio nel vivo della serata e di iniziare con la prima uscita in abito elegante, che questa sera avrà anche una novità. Le nostre Miss saranno accompagnate da 2 madrine, ma iniziamo subito con la numero 1. Eccola qui la nostra numero 1 che si avvicina accompagnata dalla nostra madrina Giada. Buonasera a tutti, sono Via Aurora, ho 20 anni, vengo da Massanzago, provincia di Padova. Nella mia vita vorrei diventare una maestra di ballo e aprire la mia scuola. Grazie, buona serata.
con la numero 2, è accompagnata dalla madrina Gianna. Buonasera a tutti, mi chiamo Zeba Orci, ho 15 anni e vengo da Vicenza. Il mio sogno è di diventare una modella professionista. E abbiamo adesso la numero 3, accompagnata dalla nostra madrina Giada. Buonasera, sono Lucrezia Costanza Marino, ho 17 anni, vengo da Tosano con Baruchella, in provincia di Rovigo, e nella vita desidero diventare un'attrice. Proseguiamo con la numero 4, accompagnata da Gianna. Buonasera a tutti, sono Sara Manfrotto, ho 21 anni, vengo da Conselve in provincia di Padova e nella vita sono un'allenatrice di pattinaggio artistico. Grazie, buonasera.
abbiamo la numero 5, che è accompagnata da Giorgia. Buonasera a tutti, mi chiamo Ashley Stella e vengo da una cittadina che si chiama Schio, in provincia di Vicenza, e a me piacerebbe molto diventare una professionista. Grazie. E abbiamo adesso la numero 6. Allora che con nella vita sono una studentessa di giurisprudenza, a settembre inizierò il terzo anno. Non nego però che in futuro mi piacerebbe lavorare nel mondo della televisione come grafica. Bene, queste sono le ragazze, le nostre miss in concorso per aggiudicarsi le fasce per la finale di Una ragazza per il cinema, ma adesso vedremo sfilare anche le nostre due madrine che questa sera sfilano fuori concorso, ma che fanno parte del concorso di cui vi parlavo prima, che è Non Solo Miss. Quindi cominciamo con Gianna.
Buonasera a tutti, sono Gianna Galinaro, ho 60 anni, vengo da Rubano e a me piace molto sfilare, un po' per divertimento, un po' per come volete, però a me piace tantissimo. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. E adesso è la volta di Giada. Buonasera a tutti, mi chiamo Giada Rami, ho 29 anni, abito a Cottarolo, in provincia di Padova. Io nella vita sono impiegata, però il mondo della moda mi è sempre piaciuto e quindi quando ho l'occasione partecipo. Piccolo promemoria per la giuria. Giada e Gianna sono parte del concorso Non Solo Miss, quindi non sono in votazione questa sera, sono fuori concorso. E abbiamo visto le nostre Miss nella loro prima uscita in abito elegante. Allora, adesso le vedremo in versione casual e cominciamo con la numero 1, accompagnata sempre dalla nostra Giada. Ed è Aurora Bio.
Grazia Bauce. Andiamo avanti con la numero 3. E la numero 3 ed è Lucrezia Costanza Marino. Proseguiamo con la numero 4. Lei è la numero 4 ed è Sara Manfrotto.
Lei è la numero 6 ed è Rachele Rapini. Abbiamo visto anche le nostre Miss in versione casual, accompagnate sempre da Giada e Gianna. Tra poco le vedremo anche in un'altra versione, non credo che siano ancora pronte, ma io ci tengo a ricordarvi intanto la presenza questa sera di Max Eventi, che è l'artefice di queste serate, che adesso è impegnato lì, non si fa vedere qui con me, avremo modo di parlare insieme dopo. Ma vi ricordo anche che le finaliste di Una ragazza per il cinema avranno poi il compito di rappresentare la propria regione alla finale nazionale, che si terrà a Taormina il prossimo settembre, e naturalmente dovranno tenere alto il nome della nostra regione, che ogni anno ha sempre portato a casa fasce prestigiose e altrettanto prestigiose borse di studio. Come dicevamo anche prima, ma mi piace ricordarlo, l'ultima proprio lo scorso anno con un secondo posto nazionale assoluto e una borsa di studio alla Casa del Cinema. E adesso vedremo le nostre ragazze nella sfilata, quella forse più canonica dei concorsi, la sfilata in costume. Quindi cominciamo subito con la numero 1. Lei è la numero 1, è Aurora Bio. Numero 2.
3. Lucrezia Costanza Marino. Numero 4. Lei è la numero 4, Sara Manfrotto.
Lei è la numero 6, Rachele Rapini. E adesso abbiamo visto le nostre miss anche in costume, ma naturalmente facciamo fare la sfilata in costume anche alle nostre due madrine che fino ad ora le hanno accompagnate. E inizierei, mi sembra di intravedere Gianna. Sì, adesso ve la presento anche. Lei è Gianna Gallinaro. Abbiamo anche la nostra Giada. Giada Rami.
Grazie. Venite mentre il nostro Sandro vi dà una bellissima musica di accompagnamento. Eccole qua, tutte le nostre miss, tutte insieme. Guardate qualche parata di fascino e di bellezza. Intanto il nostro fotografo fa tutte le foto ufficiali. La nostra giuria credo che debba ritirarsi per fare, è vero, i conteggi? Esatto. Come sapete, questo è una ragazza per il cinema, quindi a sorpresa, Maria, a te un monologo a sorpresa. Dopo un Maria anno di Antonietta, scuola. come si dice, questo è il cinema, sorprese. Assolutamente, a me fa piacere, però dato che vedo un bellissimo pubblico, io vi chiederei giusto 30 secondi per prendere una cosa, perché nonostante sia sorpresa, vorrei portarne uno in particolare. Quindi prendo una cosina e torno. Corri. Io chiederei a tutti, non dico di chiudere gli occhi, però di fissare qualcosa, giusto il tempo che una signora parla. Dalle memorie di un'anziana. È la festa della mamma. Che bella invenzione, vero? Una volta arrivavano i fiori, i cioccolatini, pure i biglietti scritti coi pastelli. Adesso solo la notifica della banca. Saldo insufficiente. Grazie figli, anche a voi. Io sto in RSA, che non è la sigla di un partito, È il posto dove ti parcheggiano quando inizi a rallentare. Una volta mi chiamavano mamma, nonna, signora. Adesso mi chiamano camera 12. Ma io mica mollo, Ogni mattina metto il rossetto. Se proprio devo stare qua, almeno ci stanno bene anche le rughe. La mattina dell'11 maggio scorso mi sono recata in occasione della festa della mamma in un RSA. Pensavo, dai che bello, i figli, i fiori, i nipoti. Ma ciò che vidi fu spiazzante. Nessuno. Solo occhi che guardavano il vuoto. Come voi avete guardato qualcosa o me. E ci fu qualcosa che mi spezzò particolarmente, che non era il grazie, ma era una signora che mi disse: pensavo che quest'anno si fossero dimenticati anche di me. E gli ho capito che io non stavo portando dei fiori, stavo portando memoria, stavo ricordando ad una persona che esiste ancora. E allora io grazie Monica per questo momento, perché posso invitare tutti voi a recarvi in RSA un giorno qualunque, se avete un genitore o dei parenti, o magari nessuno come ho fatto io, per ricordare ancora una volta a qualcuno che esiste, perché il domani può non esserci, qualcuno magari sta già partendo. Grazie.
Tutto questo non era progettato, lo so, però sai che quando io porto qualcosa, io scrivo, quindi questo l'ho scritto io appunto in occasione della festa della mamma, e se ho l'occasione mi piace portarlo perché credo che sia un messaggio importante, perché sono soli, stanno per finire la loro vita e lo fanno in solitudine. Penso che sia una responsabilità di tutti noi ricordarli che esistono. E devo dire che, signori, io la stavo vedendo da vicino, si è realmente commossa, penso che abbia fatto realmente commuovere tutti e penso che tutti abbiate capito, dico abbiate perché io l'avevo già visto l'anno scorso, ma abbiate capito perché ha vinto questa fascia nazionale. Grazie mille. Grazie a te. Un po' di gambe che tremano. Adesso tremano anche a te. Sì. Ci stava, dai, ci stava. Va bene, ti lascio andare a sederti così non ti tremano più le gambe, che non voglio questa responsabilità. Grazie. Noi abbiamo la giuria che intanto si è ritirata per votare e finché la giuria non ci darà i suoi giudizi, noi vi lasciamo un attimo liberi e ci prendiamo un attimo di pausa, magari con un po' di musica che ci farà sentire il nostro grande Sandro Ventura. Tutte le nostre ragazze qui, accogliamole con un applauso. Posso dire qualcosa, se posso dire qualcosa, da questo tipo di evento io ho avuto una famiglia nuova. Ho Max, che ci vediamo spesso, forse 2 o 3 volte alla settimana, la Monica, e siamo diventati come fratelli. E quindi ringrazio prima di tutto questo evento, perché avere delle persone amiche è una ricchezza fuori dal normale. E quindi farei un applauso a Max, farei un applauso a Monica e vi garantisco io che le conosco un po' più profondamente, sono 2 persone eccellenti. Grazie, grazie. Ringrazio anche loro 2 perché questa passione che ormai conosco, penso sia da 4-5 anni, la ricerca di trovare delle ragazze, delle belle ragazze, la ricerca di arricchire il territorio con questi eventi, per me è stata una bella scoperta. Dico a queste ragazze che sono meravigliose, di continuare a credere che qualcosa può succedere nella vita, qualcosa di bello. Lui e lei hanno anche un po' di culo, perché in 2 o 3 eventi hanno avuto dei volti che sono stati scelti e hanno perseguito il percorso per fare questo tipo di lavoro, l'attrice o promoter. Quindi io vi ringrazio, siete talento, io vi ringrazio. Questa è quella che l'anno scorso ha vinto o ha partecipato a Taormina con un ottimo risultato. Vi dico cosa sta facendo, ve la passo, e vi ringrazio tutti. Ancora voglio ringraziare Max e Monica, perché per me è una nuova famiglia. Il talento sicuramente è la base di Fabrizio, tutto, e non ovviamente scappare. anche lo studio. Infatti adesso si studia grazie a questa bellissima borsa di studio, che sarà sicuramente l'occasione anche per un'altra ragazza a settembre di fare un bel percorso e poi ovviamente di aprirsi al mondo del lavoro. E grazie a te. Ti ricordi, Fabrizio, l'anno scorso tu l'hai premiata? Allora,
prima di procedere con le tanto temute e agognate premiazioni, io voglio ringraziare, è doveroso, ancora una volta il Lago che questa sera ci ospita in questa meravigliosa location, e quindi Fabrizio e Katia, che anche se non la vediamo mai è parte importantissima, e naturalmente tutto il tuo staff che contribuisce alla buona riuscita. Ma voglio ringraziare anche i giurati per il loro impegno, perché come avevo già detto prima non è mai facile avere tra le mani le sorti di queste ragazze che sono comunque tutte splendide e talentuose. Naturalmente ringraziamo Mario Bonesi e il suo Giniferro Team per le sue sempre meravigliose riprese, i video che poi avrete occasione di vedere in tutti i social. Ringraziamo anche Dino Giuliani per le sue sempre splendide foto, e ringraziamo Sandro Ventura, eccolo là che si sbraccia, ciao Sandro, per la sua meravigliosa musica che ci accompagna sempre. Spero di non aver dimenticato nessuno. Naturalmente Max Eventi che organizza tutto questo. Max Eventi, però adesso una parola la devi proprio dire, premiamo dopo dico, va bene. Allora cominciamo subito con le premiazioni. Abbiamo da fare due premiazioni, possiamo chiamarle fuori concorso, per le nostre non solo Miss. Da quale due cominciamo? È lo stesso? Allora andiamo avanti con l'ordine che abbiamo seguito tutta la sera e cominciamo con la nostra Gianna Gallinaro. Abbiamo qui a premiarla il nostro Armando, è stata coroncinata dalla nostra Maria Antonietta. Armando, resta qua che dovete fare le foto a diritto. Eccola là. E adesso premiamo la nostra Giada Rami. Sempre Maria Antonietta che si preoccupa della coroncina, così siamo in mani sicure, e Mariangela che la fascia. Ed ecco qua le nostre due non solo Miss, che stasera si sono anche prestate a fare da ballette, no, da madrine. Con le nostre foto di rito, care viste restate lì, e adesso cominciamo con le premiazioni di una ragazza per il cinema. Io rimango qui a fianco così non tolgo la visuale a loro, e cominciamo a premiare la ragazza per il cinema moda. A premiare vorrei qui la nostra Mariangela. Vieni Mariangela, vieni qua in centro con me. Allora, la nostra ragazza per il cinema moda questa sera è la numero 1, Aurora Pio. Fermi lì che facciamo le foto. E complimenti alla nostra artista. E continuiamo con una ragazza per il cinema volto. A premiare vorrei Armando. E vieni Armando, vieni qua con me. Pronto? Pronto, vieni qua in centro. La ragazza per
per il cinema volto questa sera è la numero 5, Ashley Sella. E andiamo avanti con la fascia La ragazza per il cinema in gambe. Vieni Mariangela, vieni con me. Ormai sei prontissima, è già il secondo o terzo giro che fai in passerella, vieni qua in centro con me. Allora, Una ragazza per il cinema in gambe è la numero 2, Asia Bauce. Foto di Rino. Andiamo avanti con la faccia Una ragazza per il cinema talento. A premiare richiamiamo chi? Vieni tu Mariangela? Ok. Allora, Una ragazza per il cinema talento è la numero 4, Sara Manfrotto. Complimenti anche a Sara, facciamo le foto di rito. Andiamo avanti con le nostre premiazioni, abbiamo Una ragazza per il cinema, la fascia wow. Armando che premia. La ragazza per il cinema wow è la numero 3, Lucrezia Costanza Marino. Fai le foto. E adesso naturalmente abbiamo la vincitrice di questa serata, Una ragazza per il cinema al lago. Abbiamo Fabrizio, Maria e Max, venite a premiare. La ragazza per il cinema all'Agre, vincitrice di questa serata, è la numero 6, Rachele Rabbini. Giustamente diamo i fiori alla nostra Maria Antonietta e direi che possiamo. Grazie. Io direi che potremmo far fare una bella passerella. Intanto la nostra vincitrice, vuoi dire qualcosa prima? Vieni. Buonasera a tutti, grazie a tutti voi di essere qui con noi, è veramente un piacere vedervi. Vorrei fare, come sempre, l'ha detto Fabrizio prima, per me è il fratello maggiore, quindi per me è un piacere stare qui con lui, mi sento a casa. Niente, volevo solo dire due cose ufficiali in modo che le ragazze si
preparino un po'. Allora, questa sera c'è stata una novità e l'ho decisa personalmente io. Ho voluto premiare, a parte il voto della giuria che io non ci metto lingua, i giurati lo possono garantire, io non sono proprio sui voti, sono tutti irregolari. Però questa sera ho voluto fare una cosa di testa mia per la prima volta, ho voluto premiare tutte e 6 le ragazze, perché per me queste 6 ragazze qua, averle qua con me è un onore. Semplicemente perché alle 9 di questa mattina, anche 10, le ragazze non erano solo 6, ce n'erano 15. E a mezzogiorno un messaggio, compreso le over, un messaggio dietro l'altro, hanno rinunciato a partecipare. Prima ho parlato con le ragazze e ho parlato veramente, perché io le ragazze le considero mie figlie. Sono nonno, quindi per me le considero mie figlie. Ho parlato veramente col cuore aperto. Io questa sera l'avrei fatta anche se avevo solo una ragazza, per rispetto di chi si è presentato questa sera qui. Quindi ho deciso, a parte i voti, veramente a cuore mio ho voluto premiarle tutte e 6, perché per me tutte e 6 meritano. E meritano veramente, a prescindere dalla correttezza, però basta guardarle, meritano veramente. Con questo voglio dire, non è perché l'ultima arrivata è una decisione mia. Sì, è una decisione mia veramente, ma perché l'ho fatto veramente col cuore e io me le voglio portare in Sicilia per portare a casa la fascia nazionale. Dove è andata? È sparita. La dobbiamo portare a casa? Noi la porteremo a casa. Così si fa. Vi posso garantire che questo, l'anno scorso, è il mio terzo secondo posto. Vorrei essere l'agente nazionale. Di solito queste cose non si dicono, quindi qui si dicono, qui si negano. La verità, insomma, che sia il primo, che sia il secondo, l'importante è chi ce la fa. E tante seconde, quasi tutte, ce l'hanno sempre fatta molto più della prima. Brava. E comunque ci tengo perché è una persona come me. Io mi sono fermata con i concorsi, non volevo più farne, poi ho incontrato loro e all'inizio, a dire la verità, diciamola tutta, abbiamo battibeccato perché pensavo che fosse come tutti. È questa la verità. Questo è. Poi l'ho conosciuto, li ho conosciuti e ho capito che non è così e si emozionano, e quando l'emozione è vera non si può fingere, e ve lo dice un'attrice. A fianco, facciamogli un altro applauso. Sì. Non va bene, ogni volta è così. Queste ragazze qua ogni volta è così. Quando ogni ti volta. fanno piangere. Sempre. Comunque, a parte gli scherzi, adesso andiamo veramente sul vivo. Allora, queste 6 ragazze qua al momento sono in finale regionale del 2 agosto, sempre qui al lago. Logicamente ce ne saranno anche delle altre. Ci rivediamo e poi Asciughiamo la lacrimuccia. e poi si parte per la finale nazionale. La finale nazionale sarà dal 2 al 7 di settembre, con finale proprio effettiva a Taormina, al Teatro Antico di Taormina, il giorno 6 sera. Partenza il 2, si ritorna il 7 mattina. Quindi, che dire? E bocca al lupo. Che dire? Preparate le valigie. E prima di preparare le valigie, finché il nostro Max si asciuga le sue lacrime, tanto sappiamo che piange in queste situazioni, io chiederei intanto alla nostra prima classificata di fare una passerella da sola, accompagnata da una musica travolgente, Sandro.
vieni qui, fermati qui con me. Voglio capire, sei un po' emozionata anche tu? Sì, sono molto contenta. Mi fa piacere questo. Allora adesso ti chiedo di capitanare la passerella finale tutte insieme. Tu stai davanti e portali. Fate la passerella, poi fate tutto il giro, tornate qui che faremo tutte le foto ufficiali. Intanto vi ringrazio per essere stati qui e vi auguro una buona continuazione di serata e una buona notte, grazie a tutti! Amici di G di Ferro Team, la serata si è conclusa. La selezione di Miss Una ragazza per il cinema è terminata qualche minuto fa. Qui con noi la vincitrice Rachele, Una ragazza per il cinema al lago, che per chi non la conosce è la prima volta che fai concorsi? No, non è la prima volta, però è la prima volta. Ma può darsi che ti abbia già visto in qualche altro concorso? Sì, può essere. Ecco, però per chi non la conoscesse adesso lei si presenta. Buonasera, mi chiamo Rachele Rapini, ho 20 anni e vengo da Monselice, un paese in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa, ho appena concluso il secondo anno di giurisprudenza e a settembre inizierò il terzo. Comunque in futuro non precludo il fatto di poter intraprendere una carriera nel mondo televisivo come presentatrice televisiva. Va bene, giurisprudenza, avvocato. Avvocato. Vabbè, avvocato, bella, non è male, ti gestisci da sola. Sì, esatto. Va bene, a chi dedichi la vittoria? È una domanda che faccio sempre. A mia mamma. Va bene. Rachele, grazie, salutiamo. Ci vediamo nella finale. Sì. Ciao. Sicuramente, ciao.